take me. Chi ha notato che quando si sta per arrivare l'attenzione cala? In qualsiasi cosa, nello sport non è il momento più delicato. Anche pensate al volo aereo, l'atterraggio e il decollo sono i momenti cruciali. E adesso faccio un esempio poco aulico, però sono sicura che almeno vi colpirà. Chi ha notato che faccio un viaggio lungo, quando sto per arrivare a casa e so che sto per arrivare, Laura fa così, cosa succede? Scappa? Scappa? La pipì. Beh, è così ragazzi, scusate, è fisiologico, giusto? Chi l'ha notato? Se il viaggio fosse stato 100 km più lungo, quella sensazione di aiuto aiuto devo andare in bagno sarebbe stata 100 km dopo. Spesso succede. Chi lo nota? Perché quando psicologicamente so che sto per cedere, cosa succede? Cedo. Infatti tante partite di calcio, se ci pensate, ricordo sempre ai mondiali la Francia, mi sembra, che vinse proprio all'ultimo, non seguo il calcio, perché cosa succede? Che psicologicamente se mi sento già arrivata, se sento che ho già vinto, la mia attenzione decade. Pensate che c'era un mio allievo che mi ha conosciuto a 42 anni, correva le maratone in 3 ore e mezza. Adesso a 51 ha fatto solo il corso di memoria, di comunicazione, le serate, lettura. Adesso fa le maratone in 2 ore e 25, ha oltre 50 anni. Il record mondiale è 2:03. Sapete come si allena lui? Lui è magazziniere, non è professionista, magazziniere. Quali sono i giorni migliori della settimana per una persona che non ha un lavoro in pro, cioè che comunque ha dei ritmi scanditi? Bravo, bravo Zaffiro, sabato e domenica sono i giorni migliori, giusto? Perché sono i giorni in cui è libero, ha tempo per sé. Lui fa gli allenamenti correndo nei campi da calcio e fa dei cicli di 7 giri. Quando si sa che sto facendo gli ultimi, cosa succede? Di solito si molla. Invece per lui ogni giro di campo corrisponde a un giorno della settimana. Quindi gli ultimi 2 giri, che sono sabato e domenica, cos'è che fa? Da gas ai motori, pazzesca, veramente è pazzesca. Io l'ho imparato quando ero a un corso a Montegrotto, essendo in me una buonissima forchetta, chi mi conosce lo sa, avevo mangiato a un pranzo come normalmente una persona mangia in 5 pranzi, non sto esagerando, e quindi la camera l'avevo al 13° piano, per sentirmi un po' meno in colpa ho detto dai non prendo l'ascensore, vado a piedi. C'era il mio collega esperto di ipnosi. Io al 7° piano iniziavo già, non facendo sport, ad avere il fiatone. Lui mi dice, sai perché? Perché tu sai che fra un pochino inizia ad arrivare, quindi più ti avvicini all'obiettivo, più la tua energia cala. Quindi psicologicamente stasera finiamo alle ore 10:30. Ok, sapete perché l'ho notato? Perché un tempo i corsi finivano alle 8 di sera, non c'erano le serate monografiche, quindi un po' di quei contenuti li inserivo nel corso. E fino alle 7 tutti belli vigili. Adesso che finiamo alle 6:30, se non vi dico sta cosa, alle 6 la gente è già con la testa in aria. Quindi, ok? Anche perché veramente oggi, ragazzi, è il giorno in cui vi chiedo di dare più gas ai motori. È più duro oggi. Domani per assurdo facciamo cose molto più importanti, molto più intense e sarà molto più facile. Perché? Ricordate l'esempio? Vieni, Francesco, giusto? Vieni qui con me. Allora, l'esempio è un principio della fisica, che se io ho un corpo fermo, l'energia che devo imprimere al corpo fermo per metterlo in movimento è maggiore dell'energia che devo imprimere per mantenerlo in movimento, giusto? E oggi io cosa dovrò fare? Metterli in moto, perché purtroppo a livello psicologico e a livello di apprendimento abbiamo che cosa? Gli neuroni un pochino arrugginiti. Quindi l'obiettivo sarà ridare gas e rioliare. Una volta che i meccanismi e le rotelline sono rioliate è tutto molto più easy. Grazie.